In questi giorni sono arrivate le bollette dell'Enel alle famiglie, alle nostre famiglie e imprese decuplicate. Ognuno di noi sa cosa significa nella propria famiglia come cittadino o come impresa una decuplicazione che non si giustifica. Lo dico alla Guardia di Finanza, indagate perché c'è un problema. L'energia elettrica al 60% è prodotta dal fotovoltaico e dall'idroelettrico, solo il 40% si genera con gli idrocarburi, quindi carbone, petrolio e gas. Qualcuno ci spiega perché hanno decuplicato la bolletta? Perché il kilowattora è decuplicato? Quando solo il 40% ha avuto aumenti purtroppo legati alla guerra, alla speculazione del gas, del petrolio e quant'altro. Allora ecco, indagate anche su questa vicenda, perché le famiglie non ce la fanno più, le imprese non ce la faranno più. Ed è in gioco il futuro del nostro paese su questa vicenda, sulla parte energetica. Nel complimentarsi con la Guardia di Finanza per il lavoro svolto in merito ai distributori di benzina, l'assessore comunale Boraso lancia un appello alle Fiamme Gialle, commentando poi gli aumenti nel settore del trasporto veneziano. Stiamo scontando 150 milioni di euro di mancati introiti, che inevitabilmente si ripercuoteranno in termini economici con una enorme perdita da parte dell'azienda del trasporto pubblico. Noi non vogliamo mettere a rischio i servizi dei nostri concittadini veneziani, né a rischio i servizi per chi oggi vengono a visitare la città. Certo, dal 1° settembre abbiamo chiesto un sacrificio, però un sacrificio che riguarda il non residente. Lo dico per evitare polemiche. Ci sono stati aggiunti 2 euro ovviamente, stiamo anche valutando di aumentare anche i servizi, tipo per esempio i bagni pubblici all'interno della tariffa. E certo il sacrificio lo chiediamo ai non residenti della città di Venezia, perché per il residente oppure chi ritiene nel Veneto eccetera si fa l'IMOB e comunque continua a pagare 1,50 euro, oppure lo dico in maniera chiara, se uno prenota, come ha detto il sindaco Luigi Brugnaro e l'assessore competente alla materia, se uno si prenota e quindi sappiamo quante persone arrivano per tempo, con la prenotazione paga la tariffa di prima.